Non è che in Italia la certezza esista, lo sappiamo tutti quanti, c'è molta incertezza anche nell'applicazione del diritto e è un fattore che dobbiamo portarci dietro. Penso non sia rimediabile oltre un certo limite. È sconfortato il sindaco di Vittorio Veneto, sconfortato per l'ennesimo fatto di cronaca che coinvolge giovani stranieri. Venerdì sera un 22enne nordafricano è stato pestato a sangue e ferito con un coltello ad un braccio da una banda di coetanei del Maghreb e dell'Est Europa. E tutto in piazza Medaglie d'Oro, pieno centro città e quasi tra la gente che prima di mezzanotte stava rientrando a casa. E tutto per futili motivi. Successo in passato per le stesse motivazioni, gelosie con ragazze di ragazzi che hanno l'abitudine di alzare un pochettino le mani. Ecco, però non va bene. No, non va bene, no. D'altro canto cosa si può fare? Sono educazioni che vengono da tradizioni anche, dalla famiglia, da questo atteggiamento. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di coinvolgerli, questi ragazzi in passato, però con scarsi risultati. Per il sindaco, dopo il dialogo, ora c'è un'unica cura. Qui è più, cioè si deve arrivare alla repressione più che alla, diciamo così, all'educazione. L'educazione si può fare, ne facciamo o proviamo quantomeno a farla, ma su età minori. Quando sono ormai diventati uomini è molto più difficile raggiungere qualche risultato utile. Come vedete in tutte le città, anche le più piccole, c'è il gruppuscolo di facinorosi, non so come definirli, che si comportano così. È un dato di fatto con il quale purtroppo bisogna convivere. Non credo che appunto superata una certa età si possa educare qualcuno. Sindaco ancor più sconfortato, guardando al futuro delle nostre comunità. Con questo sistema qua non è un bel futuro che si prospetta nella convivenza con queste persone.